Meno 4 giorni alla Donata Triveneta degli Alpini di Belluno, ricominciamo a raccontarvi l'avvicinamento allo sfilamento di domenica da questo parco Città di Bologna in quel di Belluno. E siamo con il presidente della sezione. Presidente, perché ci ha portato qua? Vi ho portato qua perché uno degli eventi importanti che abbiamo sarà alle ore 17 di venerdì l'apertura della cittadella della protezione civile e dei campi scuola dei nostri ragazzi. E quindi con tutta l'attrezzatura sia nostra della sezione di Belluno ma soprattutto della colonna mobile nazionale, qualsiasi attività, qualsiasi ruolo che viene fatto verrà dimostrato non solo alla popolazione ma soprattutto ai giovani, perché si entusiasmino su questa attività che per loro rappresenta un valore morale notevole. E parlando di giovani, cosa c'entra questo cortile di questa scuola? Qui abbiamo voluto inserire la struttura dedicata ai ragazzi dei campi scuola. Saranno presenti 30 ragazzi dei nostri campi scuola di Feltre, di Bassano e poi arriveranno un po' da tutta Italia per presentare ai giovani bellunesi, a tutti gli ospiti che arriveranno, quello che è questa importante attività per l'Associazione Nazionale Alpini. Possiamo dire che è una dimostrazione ma anche un tentativo di reclutamento? Certo, passiamo per questa strada per i prossimi anni avere tra le nostre fila giovani che possono far parte di quello che è la nostra protezione civile, ma anche far parte di quello che è l'associazione in sé. Soprattutto poi è un momento di formazione per questi giovani. Il messaggio forte è passare dall'io al noi, ma soprattutto la formazione che siamo in grado di dare su quello che è così un po' di educazione civica che sta mancando e soprattutto quello che è lo spirito di generosità e condivisione che i nostri veci, i nostri alpini hanno sempre portato avanti per i 100 anni della nostra storia. E per ultimo, Presidente, naturalmente gli alpini, come dire, quando si tratta di far festa, fanno festa e quindi qui avete preparato per la festa qui in Piazza Piloni. Certo, qua sarà il nostro punto di ristoro, diciamo così, delle 3 giornate, inizierà già da giovedì sera e sarà attivo per tutti i nostri alpini e tutti gli ospiti che arriveranno. Qui cosa ci sarà in particolare? Perché stiamo vedendo che state ancora costruendo. Qui ci saranno le cucine, ci sarà la somministrazione e la distribuzione dei pasti e un po' di tavoli per sedersi e per far festa tutti assieme.